Per Oppo Veneto il 2012 è stato un anno di ulteriore consolidamento. L'organizzazione dei produttori di Zero Branco in provincia di Treviso ha registrato un aumento delle vendite nonostante il momento economico, che inevitabilmente si è riflettuto anche nei consumi del settore. C'è stato un più 4% rispetto al 2011, un risultato rilevante in un quadro molto critico, in cui molte imprese hanno evidenziato cali generalizzati degli ordinativi nelle vendite e nei fatturati. Dati, situazione e programmi sono stati discussi dal Consiglio di amministrazione, che ha approvato un bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci. Abbiamo fatto un buon lavoro, dichiara il presidente di Oppo Veneto Francesco Daminato, ma soprattutto ci siamo dati un programma di sviluppo molto impegnativo. Abbiamo creato le basi per un rafforzamento delle strutture e dei servizi che ci consentiranno di aumentare, completare e qualificare ulteriormente l'offerta dei prodotti. Un bilancio dunque positivo, ma soprattutto sviluppi che fanno intravedere un considerevole aumento dell'attività nel corso del 2013. Sul finire dello scorso anno, Oppo Veneto ha incorporato la cooperativa associata ex COS di Chioggia, un'operazione che consente una presenza molto forte in un territorio di orti molto importante, che ha nella radicchio di Chioggia IGP un prodotto strategico e di notevole valore per quantità e per qualità. È interesse di Oppo Veneto, sottolinea il presidente Francesco Daminato, sviluppare l'attività e la presenza della cooperativa nelle aree di produzione dei prodotti ortofrutticoli, a denominazione con particolare riferimento ai 5 magnifici radicchi IGP dal Veneto.